fosse una cosa equa, una cosa fatta bene, andrebbe bene per tutto, ma fino ad oggi nessuno sa niente, cosa si fa, cosa deve essere fatto. Decoro si vede, guarda te anche lì, insomma, di fronte, dalle 2 in poi sono inventi che vendono borse, vendono occhiali, vendono altre cose. Decoro che cos'è? Una domanda da $1 milione a cui sembra non sia ancora stata data una risposta precisa. L'unica cosa certa al momento è che banchetti, plateatici, chioschi fissi di souvenir dovranno subire delle modifiche con l'obiettivo di ripristinare l'identità architettonica. A partire da Campo San Geremia, dove andranno unificati gli elementi comuni come vetrine, tende, insegne e arredi. Una vera rivoluzione che a qualcuno va bene, mentre secondo qualcun altro è più una strategia. E cosa vuole che ne pensa? Che è una cosa giusta? Anzi, era tempo che lo facessero anche prima. Non ha molto potere, ormai mancano 10 giorni, quello che è, quindi ha dato l'input per le prossime elezioni. Sono norme che c'erano già da tanti anni, insomma, queste. Poi c'è stato un lassismo e una trascuratezza delle norme sia da parte dell'amministrazione che si formano sempre degli strani equilibri in questi casi. Il primo provvedimento riguarda la modifica più recente del regolamento. I vigili dovranno far rimuovere gli espositori di merci appese a porte e infissi all'esterno dei negozi.